come faccio a scegliere una buona assicurazione? Io ho parlato intanto con Claudio Lipodio, che è il presidente, sapete, di Automobile Club Padania, il quale in questo momento mi dice: Roberto non è contattabile, ma lui mi ha detto di insistere. Ah, eccolo. Allora, come si sceglie una buona assicurazione? Certamente Claudio Lipodio potrà rispondere in modo generale, ma molto generale, su tutte le forme di assicurazione. Ma cominciamo a tranquillizzare il signor Armando che ci ha chiamato per dire, cominciamo a dire come si sceglie una buona assicurazione nel campo dell'auto, che è veramente un problema enorme. Allora, ci abbiamo Claudio? Eccolo. Sì, ci sono, ciao, buongiorno. Eccolo. Allora, come dicevamo, il signor Armando ha telefonato a Radio Padania e ha detto: io vorrei sapere come faccio a scegliere una buona assicurazione su diverse polizze. E io ho detto al signor Armando: guardi, non so se sarà in grado di occuparsi dello scibile umano sulle assicurazioni. Sicuramente cominciamo a rispondere al signor Armando di Milano servendoci di Claudio Lipodio, che come sapete è presidente dell'Automobile Club Padania, nonché super esperto di assicurazioni auto. Da dove cominciamo? Prese tutte, luccico come non so cosa. No, è soltanto il fatto che è da tanti anni che lottiamo per le convenzioni e cerchiamo sempre di dare il prodotto migliore, l'analisi migliore ai nostri associati e ai nostri iscritti. Quindi sì, un po' di esperienza l'abbiamo, ce l'ho io, ma ce l'hanno tanti collaboratori che abbiamo in associazione e anche fuori. Da dove si comincia? Si comincia prima di tutto, l'unica cosa che posso dire sul ramo vita, quindi assicurazioni a lungo termine, è: chiedete magari nella stessa compagnia a più consulenti diversi per essere sicuri di non dare soldi a qualcuno che poi sparisce con la cassa. Quindi siccome state facendo un piano molto particolareggiato, fatelo controllare bene, in modo da poterci guadagnare veramente alla fine e che alla fine i soldi ci siano davvero, perché sono capitate cose spiacevoli. Ecco, puoi raccontare qualche episodio clamoroso? Qualche volta abbiamo letto sui giornali che i poveri consumatori sono caduti in trappole varie, fidandosi dell'assicuratore XYZ e che poi il broker della situazione è diventato molto amico oppure amico di famiglia che prende i soldi e dice di investirli e poi ci si accorge che questo è sparito con i soldi di 20 clienti, si è messo via 2, 3, 10 milioni di euro e ciao ai risparmi di una vita magari. Quindi cercate sempre compagnie solide, fate fare una verifica vera e mai a uno solo. Ecco. E mai a uno solo. Ecco. E mai a uno solo, è importantissimo. Allora, intanto, primo passo, servirsi di assicurazione. Non facciamo nomi, ma certo basta andare sul sito internet e vedere quali sono le compagnie più famose. Noi non possiamo fare pubblicità, però insomma è facile. Però il settore auto è un settore particolare. Adesso ci darà qualche consiglio al signor Armando e ai nostri ascoltatori. Diciamo, Lipodio è in grado di fornire tutti i particolari su quanto riguarda il settore auto. Bene, andiamo avanti. Noi Renato abbiamo fatto una cosa semplice, essendo associazione di automobilisti, l'automobilista è obbligato per legge ad avere una polizza, quindi abbiamo cercato, più che le compagnie direttamente, e poi siamo riusciti ad arrivare anche alle compagnie, noi ci definiamo sempre piccoli, quindi
non puntiamo mai, cioè non è vero, puntiamo a parlare col capo, no? Sempre, in ogni luogo, in ogni dove, ma ci accontentiamo all'inizio di fare i nostri passaggi della scala, partendo anche dal gradino più basso, quindi parlando con l'agenzia che poi ci dà la convenzione si estende, va avanti, diventa un vantaggio importante magari poi a livello nazionale, partendo da un'agenzia piccolina in un paesino. Quindi ci sono state varie strategie. Importante è in una polizza controllare che il prezzo basso che molte compagnie oggi fanno abbia i massimali di legge, abbia i massimali giusti, perché troviamo polizze che costano meno e hanno i massimali minimi, hanno pochissime agevolazioni per l'automobilista, hanno franchigie molto alte. Per franchigia si intende nel caso che io ho un sinistro, una parte la devo comunque pagare io. Ecco, quindi se il danno è al di sotto di una certa cifra, praticamente l'assicurazione segna che c'è stato il danno, quindi lo segna, e allora porta sempre vantaggio economico, perché la tua polizza l'anno dopo, che tu abbia ragione o torto, la tua polizza l'anno dopo costa qualcosa di più, certo, e in più non ti risarciscono, quindi c'è da fare un po' di bisogna fare seria. un po' di indagini. Allora, intanto, se qualcuno vuole chiedere qualche informazione, 0266203529 può chiamarci. Allora, Claudio, stiamo parlando di assicurazione e abbiamo sentito che tu consigli diciamo di approfondire alcune tematiche, per esempio i massimali. Questo è importantissimo perché se il danno che tu arrechi o che qualcuno ti ha arrecato comporta dei danni molto gravi, bisogna essere sicuri di essere coperti. Allora, hai qualche altra cosa da suggerire a proposito di controlli? Parlo di esperienza io la chiamo esperienza di vita, molti la chiamerebbero fregature già prese e digerite, altri direbbero qualcos'altro. Esperienza mia di vita personale: 3 anni fa ho avuto la sfortuna di vedermi passare in giardino una tromba d'aria, quella che è girata per la Brianza, e mi ha devastato il giardino, mi ha aperto piante, mi ha fatto un macello, e oltretutto mi ha mandato la 80 in casa, perché un albero ha fatto in modo di tranciare un cavo e mi è arrivato, a posto che il 220, 80 in casa, mi ha fuso tutto quello che si poteva fondere in casa, quindi dal contatore ai televisori, radio, tutto. Oh, che L'assicurazione ha detto risarciamo tutto. Peccato che il mio massimale sul danno elettrico era di 5.000 euro, io avevo 50.000 euro di danni, ne ho presi 5.000. Ecco, perché se tu sei assicurato per un massimale, se ti capita una stangata di questo genere, sono dolori. Abbiamo una È vero che magari la polizza costa 10 euro in più, ma vanno guardate molto bene queste cose. Ecco, questa è una cosa importantissima. Abbiamo una telefonata, l'ascoltiamo, buongiorno. Buongiorno Andrea da Torino. Buongiorno. Allora, parliamo un attimo di assicurazioni, cioè di RC Auto. Esiste una buona legge purtroppo fatta dalla sinistra, che era il decreto Bersani, ovvero colui che non è mai stato assicurato. Io ho 30 anni di patente, solo che la mia auto era sempre stata intestata a una società e quindi non può passare a uno dei soci. Però potevo prendere il bonus manus di uno dei componenti della mia famiglia, che era in classe prima. Piccolo problema: la classe prima del decreto Bersani e la classe prima dell'assicurazione normale non hanno la stessa tariffa, cioè se un classe prima Bersani, se un classe prima normale per l'auto che io adesso ho sono 300 euro, un classe prima Bersani sono 900 euro. Quindi questo mi sembra un modo truffaldino che hanno le compagnie di assicurazione. Tra l'altro fanno cartello, perché tanto sono tutte uguali, tutte quanti si comportano alla stessa maniera, semplicemente applicano un altro listino quando si tratta del Bersani. Eppure, ripeto, io ho 33 anni di patente, 0 sinistri, però pago come se entrassi, non dico in 14esima, ma poco ci manca.
Ecco, allora sentiamo il commento di Claudio Lipodio. E qui torniamo su una vecchia battaglia di ACP, di Automobilisti Padania, che è l'assicurazione dovrebbe essere legata come RC, quindi come responsabilità civile, alla patente di guida, quindi alla vita di chi guida la macchina, perché non è l'automobile pericolosa, è chi la usa che la può rendere pericolosa. Quindi la porto all'estremo, ovviamente, come può renderla molto sicura, e quindi è la persona che deve fare la differenza sulla patente, sull'assicurazione RC auto, quindi quell'assicurazione dovrebbe essere legata alla patente di guida di chi la usa e non al veicolo. Poi ci dovrebbe essere una polizza sul veicolo che riguarda il valore, il furto, l'incendio e altre cose. Quelle sono è una polizza accessoria, come la polizza della casa, come le altre polizze. Quella sarebbe un'altra cosa che segue il veicolo. È una battaglia importante, sì. Una volta all'inizio, nei primi anni, ha funzionato la legge Bersani, ma poi io non so, sarà la sventura delle cose fatte dalla sinistra, sarà che loro sanno come infilare, brutto termine, perché poi so cosa ci infilano e dove a noi, però sanno come infilare le varie gabole, come mettere le varie gabole anche in queste pratiche. Nella gestione. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno a lei. Buongiorno a voi, grazie e buona Padania. Volevo dire una cosa sulle assicurazioni. Per esempio, adesso già la mia macchina, che ha quasi 7 anni, se a uno capita un incidente, questi ti dicono: ma guardi, la sua macchina ha 7 anni, anche se è nuova, è tenuta e perfetta, più di tanto non risarciamo. Però quando uno va a pagare il premio lo paga come se fosse una macchina nuova, quindi allora se non mi risarcite più di 3.000 euro perché la macchina vale 3.000, 3.500, fatemi pagare che l'assicurazione è di meno, perché a questo punto loro hanno sempre anche questa scusa qua. Grazie, buongiorno, buona Padania. Commento di Claudio. Commento di Lipodio. Anche lì. Tu pensa che in caso di sinistro, con ragione, facciamo conto, io ho la mia macchina, ho fatto 5.000 km all'anno, ho 8 anni, uno mi viene addosso, mi fa un danno importante alla macchina, l'assicurazione non mi risarcisce perché la macchina non vale. No, la macchina vale, perché era ancora, dammene un'altra uguale, di pari costo, perché io andavo in giro fino a ieri, siccome non me la vuoi riparare, dammene un'altra. E loro sì, arrivano anche a dire: sì, la tua macchina viene valutata, sì, il danno è 5.000 euro, ma la tua macchina vale 1.000, quindi ti diamo 1.000. Purtroppo questo è il potere che abbiamo dato noi in mano a questa gente. E qui torniamo sul discorso del potere degli automobilisti. Oggi gli automobilisti potrebbero tranquillamente decidere tutti insieme chi far chiudere come compagnie assicurative e chi far diventare ricca. Perché Renata, se vai tu a fare una polizza, se vuoi fare una polizza come singolo utente, la mia polizza costa 1.000 euro. Ma se una volta la CP, io dico la CP perché sponsorizza me, andasse a fare una convenzione per 30 milioni di polizze assicurative, secondo me il prezzo sarebbe diverso. Ecco, e anche la condizione sarebbe diversa. Secondo me, anche secondo me. Scusa, Roberto, abbiamo l'interruzione. Bene, Claudio, ancora un minuto di interruzione e poi ti lascio concludere. Grazie. Va bene. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. In studio abbiamo in collegamento il governatore della regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana. Buongiorno Presidente, benvenuto. Passiamo a dire che è abbastanza sconvolgente quello che si legge sui giornali, quello che si sente nelle varie trasmissioni. Sconvolgente perché purtroppo si stanno facendo delle affermazioni che sono assolutamente prive di senso, infondate, esatto, senza un fondamento né giuridico né fattuale. Ciò detto, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Credo che, come ho ripetuto nei giorni scorsi, ci siano 2 fatti
estremamente positivi. Il primo fatto è che finalmente abbiamo un testo base, abbiamo un testo che comprende tutte le nostre richieste, che comprende tutte le competenze che noi chiediamo ci vengano trasferite. Su questo testo base ci sono ancora degli elementi di discussione, ci sono alcuni punti in cui noi chiediamo e alcuni ministeri non vogliono dare, però credo che sia nella logica delle cose, sia normale che quando si deve fare una trattativa ci possano essere delle questioni sulle quali non si sia tanto d'accordo. La cosa importante è che però c'è adesso un testo, c'è una base sulla quale discutere, c'è un impianto sul quale siamo in gran parte d'accordo. Quindi questa credo che sia la cosa più importante e più rilevante. La seconda cosa, che era forse l'argomento sul quale si rischiava di trovare più difficoltà, era il metodo attraverso il quale finanziare queste competenze che noi andremo a fare al posto dello Stato. Anche su questo punto c'è stato un accordo sul MEF, quindi direi che siamo in un momento delicato, perché quando si deve concludere un affare o un accordo è sempre difficile, gli ultimi momenti sono sempre quelli più complicati, però io credo che si sia ormai giunti ad un punto molto molto importante, e credo che sia veramente un momento storico per questo paese, perché l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò, questa autonomia è un modo nuovo di pensare, di considerare l'organizzazione dello Stato, che porterà un vantaggio a quei territori che la chiederanno, porterà un vantaggio a tutto lo Stato, a tutto il Paese, a tutta l'Italia. Io sono assolutamente convinto che quando si vedranno direttamente i vantaggi, tutti i territori inizieranno a chiedere l'autonomia. Già adesso molti, sulla base della nostra iniziativa, molte altre regioni hanno già fatto domanda. Io sono convinto che alla fine si genererà un'organizzazione statuale più efficiente, migliore, più veloce, che dà risposte migliori ai nostri cittadini e che fa risparmiare anche tante risorse economiche. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Eccoci di ritorno, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento. Stiamo parlando di assicurazione con Claudio Lipodio, che è il presidente dell'Automobile Club Padania e che ha dato dei suggerimenti di cui tenere conto. Ecco, stavi completando la risposta all'ascoltatore numero 2, mi pare, vero? Al secondo ascoltatore. Sì, ma sono importanti comunque tutte le valutazioni. Io rimango su quello che ho detto prima, che stavo chiudendo prima come informazione, quello che riguardava non tanto la macchina ma la casa. È per quello che io leggo più facilmente il bene mobile, che è la macchina, valore, furto, incendio, e basta, e la parte di responsabilità civile, quindi legata alla persona, che deve essere legata alla patente, quindi sarebbe un vantaggio, perché per assurdo, pensa Renata, se io oggi prendo la tua macchina, esco, vado a un incidente, investo qualcuno, sono la tua polizza per risarcire, non la mia. Quindi sarebbe giusto invece che la responsabilità civile, quindi il danno l'ho fatto io, anche se sono sulla tua autovettura, paga la mia di assicurazione, non la tua. Certo. E insomma, allora, grazie Claudio, noi riprenderemo, vedo che ogni tanto telefona qualche ascoltatore sul campo dell'assicurazione, chiedendo precisione. È un campo enorme in cui ci sarebbe... Il risparmio Renata,
il risparmio che si può generare da una buona analisi di una polizza è molto importante. Allora, ricordate quello che ha detto Claudio, non guardate alcuni parametri, il primo dei quali sono i massimali, perché deve essere proporzionale quello che vi chiedono ai massimali che vengono garantiti. I massimali e le garanzie, sì. Certo. E le franchigie sono le tre cose importantissime, certo. Perché poi ci ritroviamo ad aver risparmiato un sacco di soldi, magari 150-200 euro sulla polizza, e poi ne spendiamo 500 per poter avere il cambio di un vetro. Eppure ci sono sui quotidiani, ogni tanto si è volatilizzato il signore XY con tutte i relativi milioni che ha estorto ai poveri. È fondamentale. C'è il sito, comunque. Quando si vuole fare una polizza qualcosa, andate a controllare sul sito una volta era l'ISVAP, adesso si chiama in un altro modo, non me lo ricordo in questo momento, mi sfugge, mannaggia la mia memoria, ma andate a controllare che quella compagnia, che quell'agenzia esiste davvero, perché ci sono delle agenzie fasulle anche sul campo, fanno polizze false, a prezzi scontatissimi anche su internet. Controllate sempre che quello con cui state andando, a quello a cui state dando dei soldi esista veramente come consulente. C'è un registro apposta, c'è un albo apposta, verificate l'attendibilità delle persone a cui date soldi e soprattutto a cui state dando una grande fiducia. Grazie Claudio Lipodio, e chi vuole contattare Claudio dillo tu come fare. Potete chiamare l'Automobile Club Padania, scrivere una mail. Io preferisco una mail o un messaggio perché sono molto più, ci danno la possibilità di rispondere a 5 persone, possono rispondere in qualsiasi momento. Quindi l'email è sede@cipadania.org ed è importante perché noi possiamo essere quella via di mezzo che vi dà qualche garanzia in più, vi fa una scelta migliore e più garantita. Grazie Claudio. Allora, ciao a tutti. Grazie a tutti. Adesso dovremmo avere con noi l'europarlamentare Angelo Ciocca, è in collegamento. Ecco, perfetto. Allora abbiamo il nostro, io l'ho chiamato eroe perché è forse un po' esagerato, ma insomma Angelo Ciocca in Europa deve avere lo spadone, perché gli ho consigliato di prendere un bravo spadone perché difende le nostre regole, ma purtroppo non sempre ci sono vittorie e sconfitte. Buongiorno Angelo Ciocca. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco, combattere in Europa per difendere il Made in Italy è un piacere. Allora, abbiamo ombre e successi. Dopo tanto tempo, l'ultimo è quello dell'etichettatura, ma io non sono molto convinta, ma è veramente arrivato il momento in cui i nostri ascoltatori potranno leggere da dove viene, insomma tutte le informazioni necessarie quando fanno la spesa, o c'è qualche trucchetto in arrivo? Guardate, il Parlamento europeo, l'istituzione europea, come dico sempre, non è un convento di frati e di suore, quindi diffidiamo dai comportamenti vicino alle campagne elettorali. Il 26 di maggio si vota al Parlamento europeo e qualcuno vuol far finta di creare le condizioni per rispettare il Made in Italy. Qualche mezza vittoria la Lega l'ha ottenuta dando battaglia, ma la strada purtroppo è ancora molto 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 lunga, perché dietro l'etichettatura del prodotto ci stanno gli interessi di poche multinazionali. Quindi qualcuno cerca di truffare il consumatore, perché di questo si parla, perché nel momento in cui non rendi trasparente la materia prima vuol dire che vuoi truffare il produttore. Ecco, c'è ancora molto da fare, qualche segnale, qualche vittoria. Voi ricordate, abbiamo parlato della vittoria dei dazi sul riso cambogiano, sul riso proveniente dal sud-est asiatico,
qualche vittoria grazie alla tenacia della Lega l'abbiamo anche ottenuta, però la volontà oggi di queste istituzioni europee è quella di continuare a consentire a qualcuno di spacciare per Made in Italy quello che di Made in Italy non ha nulla, perché se un uovo di una gallina polacca che cade a terra in Polonia e arriva in Italia e viene confezionato in Italia, oggi può essere venduto come uovo italiano, capite che questa Europa distrugge il Made in Italy. Il Made in Italy è il terzo marchio più importante al mondo e noi dobbiamo opporci in tutti i modi a un'Europa che vorrebbe distruggere qualcosa che ha ovviamente un valore economico importantissimo. Noi dobbiamo fare in modo che la difesa del nostro sistema agroalimentare possa determinare l'aumento dei posti di lavoro, l'aumento del nostro PIL, l'aumento della nostra economia e non appunto lasciarlo distruggere come l'Europa vorrebbe. Qualche segnale arriva, però lo ridico, siamo a 90 giorni dalle elezioni europee. Vi ricordate quando ci prendevano in giro il governo di sinistra con gli sbarchi? Dopo aver invaso l'Italia con navi e navi di immigrazione illegale, si volevano far credere che con qualche settimana di fermo degli sbarchi erano stati bravi sull'immigrazione. Ecco, qui non facciamoci prendere in giro con qualche segnale tiepido, perché l'Europa, purtroppo, gli eurofenomeni in questi anni hanno fatto il male del sistema agroalimentare italiano e hanno preso spesso a schiaffi il Made in Italy italiano. Ricordatevi l'assurdità di aver promosso gli insetti, lo continuerò a dire fino a diventare noioso, gli insetti usando soldi di contribuenti italiani nella cucina europea e nella cucina italiana. Al posto di promuovere il Made in Italy hanno usato i soldi degli italiani per promuovere cavallette asiatiche e altri insetti nell'alimentazione. Ecco, io leggevo recentemente, a proposito degli allevatori sardi, che su 100 forme vendute negli Stati Uniti come pecorino, 80 sono prodotte nel Wisconsin. Allora vengono nei caseifici del Wisconsin, si taroccano tutti i più importanti formaggi della nostra tradizione alimentare: parmigiano reggiano, grana padano, il gorgonzola, pecorino romano, e che per gli statunitensi diventano romano cheese. Ecco, è una cosa che che vergogna, romano cheese, ma c'è di tutto. E purtroppo per il quale noi ad esempio ci opponiamo a quegli accordi di libero scambio che poi determinano triangolazioni di finto prodotto italiano, che l'italiano non ha nulla. Questo è il tema, cioè questa Europa davvero fa business sfruttando il marchio italiano, e pensate all'assurdità che spesso addirittura ci vorrebbero far mangiare le arance marocchine a discapito delle nostre arance, o bere il latte rumeno a discapito del nostro latte sardo, o addirittura mangiare il riso cambogiano a discapito del nostro riso lombardo. Quindi è un'Europa ovviamente che cerca in tutti i modi di mischiare le carte del sistema agroalimentare con una finalità: far fare business a poche multinazionali. Però gli italiani, i popoli europei, vedete che oramai sono stufi di essere portati a spasso da questa Europa. Ma quando una massaia entra per fare la spesa in un punto vendita, come fa a conoscere? Puoi dare qualche consiglio su come fare la spesa? No, ci dice il regista, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Renata, sono Claudio di Chignolo Po. Bene, buongiorno, come va? Io a Chignolo Po. Ciao, ma al telefono c'è Angelo. Certo. Ah, allora lo saluto caramente. Ciao Angelo, ci conosciamo personalmente, mi fa piacere parlare con te. Un abbraccio. Ascolta, volevo dirti, la mia telefonata è riferita al fatto dei pastori sardi, giusto che parliamo di latte. Io tra l'altro anche ho l'onore di essere figlio di un agricoltore,
che purtroppo adesso non c'è più, non lo pratica più, però so quali sono i vari problemi e sono un po' arrabbiato, ti devo dire, quando ho sentito che i pastori sardi hanno dichiarato che non sarebbero andati a votare. Questo mi ha dato un po' fastidio, perché c'è stato un nostro ministro o viceministro, ministro e anche vice premier, che si è speso per 2 settimane in Sardegna per fare i loro interessi, e questi per giusto ringraziamento gli hanno detto no grazie, non andiamo a votare. Questo mi dà un po' fastidio sinceramente. Vorrei sentire il tuo parere a proposito, Angelo. Ciao e in bocca al lupo, ciao. Bene, allora sentiamo il commento del nostro europarlamentare Angelo Ciocca. Adesso è evidente a tutti quanto il segretario federale, nonché nostro ministro degli interni, nostro eroe da ministro degli interni, si sia speso sui problemi della Sardegna. Però devo dire che la Sardegna ha risposto, perché io le piazze le ho viste piene, quindi vuol dire che Matteo Salvini è stato capace di arrivare al cuore dei cittadini sardi. Mi dispiace per quei pochi, semmai, che hanno dichiarato di non partecipare al voto, ma non tanto per la Lega, è un dispiacere per loro. Oggi questo paese lo si cambia in modo democratico partecipando al voto. Pensate all'errore che qualcuno potrebbe fare nel non votare alle elezioni europee, cioè qualsiasi cittadino italiano che non dovesse andare a votare le elezioni europee per difendere l'Italia da una guerra che è una guerra economica, quindi è come se davvero non partecipasse a difendere la propria patria, il proprio paese, la propria terra, la propria famiglia. Quindi ogni cittadino è chiamato durante le elezioni in modo democratico a difendere quello che è nostro, e quindi se qualcuno è andato a votare mi dispiace, si è fatto male da solo. Voglio però rivendicare quanto Salvini ha fatto in Sardegna e quanto apprezzamento e quanta energia ha raccolto, insomma, in quelle tante ore, in quelle tante giornate di capacità di ascolto per affrontare i tanti problemi di una bellissima regione, però purtroppo con tanti problemi. Allora io faccio un commento mio personale. Non è che quelli che non hanno interesse di cambiare l'andazzo sono fortissimi, cioè chi vuole continuare, che gli amici del Wisconsin, citavo il Wisconsin perché è il più grande taroccatore di prodotti caseari, ma non è che gli amici del Wisconsin sono anche fra di noi e intendono non cambiare nulla? Guardate, io mi auguro davvero che, soprattutto mi riferisco alle elezioni europee, tutti, il 100% dei cittadini italiani capiscono l'importanza del voto alle europee, cosa che in passato purtroppo è stato sottovalutato, e vadano a fare un gesto di ribellione democratica chiedendo un'Europa diversa rispetto all'attuale Europa che sotto gli occhi di tutti ci ha reso schiavi delle multinazionali, ci ha reso più poveri, ci ha fatto perdere produzioni, ci ha fatto perdere posti di lavoro e ogni giorno, ripeto, mette a dura prova quello che è uno dei nostri fiori all'occhiello, che è la nostra agricoltura, il nostro Made in Italy. Ma allora bisogna che, diciamo, che i cittadini che andranno a votare per la nostra Europa, diciamo per l'Europa che vogliamo noi, votino bene. Devono votare Lega, non c'è oggi un'altra possibilità, lo dico, guardate, da cittadino, non da esponente della Lega, lo dico da cittadino. Oggi vi assicuro che anche mercoledì scorso al Parlamento europeo, davanti a una risoluzione che prevede l'integrazione dei Rom, dove vengono previste soldi, risorse e soprattutto, sentite bene questa cosa, l'inserimento lavorativo dei Rom al Parlamento europeo, gli unici che hanno detto no sono appunto i deputati della Lega. Altri deputati di altre forze politiche a Bruxelles hanno votato sì. Quindi davvero ogni giorno, anche sull'accordo con Singapore, voi pensate, mercoledì scorso a Strasburgo, votazione per l'accordo di truffa, di libero scambio Europa-Singapore, Singapore 5 milioni di abitanti, l'Europa 741 milioni di abitanti, Singapore è il terzo paese al mondo in termini
di contraffazione. Ecco, i deputati italiani, al posto di difendere l'agricoltura italiana, il sistema agroalimentare italiano, hanno votato sì all'accordo con Singapore, dando un altro colpo ai nostri produttori, alla nostra qualità, al nostro Made in Italy. Quindi il trucco è semplice, ma ormai la gente l'ha capito, credere. Ma l'ha capito, però non abbastanza, dobbiamo insistere, dobbiamo informare. Grazie al tuo lavoro, grazie al lavoro di tanti volontari che tengono in piedi Radio Padania, dobbiamo arrivare a questo risultato. Sappiamo che non possiamo contare su alcuni TG ci preferiscono stare con 8 multinazionali che tengono il 50% della ricchezza mondiale, ma fortunatamente abbiamo il megafono del popolo della Lega e della radio della Lega, che a uno a uno riusciranno a contaminare tutti i cittadini italiani a credere nel progetto Lega e nel progetto Salvini. Bene, allora ti ringrazio, come al solito sei stato molto carino, ma dobbiamo batterci fino a quando ci saranno le elezioni del 26 maggio, mi pare. Serve anche usando scarpe Made in Italy, non mi tiro indietro. sì, oramai quando io dico sai Angelo Ciocca, e tutti mi chiedono, ma è quello della scarpa? Rigorosamente scarpa Made in Italy contro scarpa Made in Italy. Va buon bene. Lavoro, buona giornata. Grazie Angelo Ciocca e grazie agli ascoltatori. Noi ci risentiamo lunedì prossimo per un'altra puntata su tutto quello che è alimentazione, salute e famiglia. Questi sono i temi che io tratto. Grazie e saluti a tutti. Avete ascoltato Sportello Famiglia.